Lunedì 30 marzo, buon pomeriggio, bentrovati ad Anteprima Corner. È il momento di fare il punto del fine settimana calcistico, in realtà un punto che riguarderà in gran parte chiaramente la Lega Pro, la Serie C, in considerazione del fatto che la B ha riposato, ma comunque ci collegheremo lo stesso con il nostro Marco Gullà. Per parlare di Catania, in studio con me c'è Alessandro Vegliasindi. Ben trovati. Alessandro, allora, fra un po' vedremo i risultati, vedremo anche la classifica che si è delineata dopo questo turno. Un turno importante, dobbiamo dirlo, per tanti motivi, soprattutto per l'aspetto psicologico. Questi sono i risultati della 34esima giornata. Il Catania ha vinto sul campo del Latina, il Potenza ha battuto la Salernitana 5-2, Benevento e Cosenza hanno pareggiato 1-1, Altamura Siracusa 1-0, Crotone Cerignola 3-1, il Foggia ha battuto il Trapani 1-0, Casarano 2-0 sul Giuliano, poi il Picerno e Monopoli che hanno pareggiato 0-0. Stasera si gioca Casertana-Sorrento e poi è stata posticipata però all'8 di aprile Atalanta Under 23 Cavese. Ma i risultati che abbiamo visto hanno prodotto questa classifica, una classifica con il Benevento a 77, il Catania a 68, poi il Cosenza a 60, stessi punti per la Salernitana. A 56 c'è la Casertana, Crotone 55, Cerignola 51 con il Monopoli, 47 il Casarano, poi Potenza 44, Altamura 43, a seguire l'Atalanta 38 punti, l'Atalanta Under 23, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, qui comincia la zona quella difficile e pericolosa. Picerno, prossimo avversario del Catania, a 33 punti, Giuliano 31, Trapani 27, Foggia 26, Siracusa staccato a 22 punti in considerazione del fatto insomma, che questa penalizzazione arrivata in settimana ha ulteriormente aggravato, appesantito la classifica della squadra di Siracusa. Allora, dicevo, una classifica, vorrei fare delle considerazioni su questa classifica che abbiamo visto. Il Benevento a 77, in qualche modo un mezzo passo falso quello della squadra campana, il Catania a 68, ma il Catania ha in qualche modo blindato comunque il secondo posto, però ha tanto da rammaricarsi. Assolutamente Angelo, ma questo è il focus che ha portato all'esonero di Toscano, perché è chiaro che poi pesano tutti quegli inciampi dell'inizio del girone di ritorno e anche la sconfitta di Benevento. Tu pensa solo al fatto che il Catania a Benevento pareggiava. Sarebbero stati chiaramente 2 punti in meno per il Benevento, 1 punto in più per il Catania e oggi potevi fare altri ragionamenti. Il grandissimo rammarico è di aver dilapidato un campionato che era assolutamente alla portata del Catania, indipendentemente dal merito del Benevento, attenzione, però il Catania su certe partite ha veramente buttato il campionato. Siracusa, Sorrento, Foggia, Cerignola in casa, Foggia, cioè sono tutte situazioni dove il Catania avrebbe potuto mantenersi quantomeno in scia, ecco, giocarsela fino all'ultima giornata. Faccio un esempio, domenica prossima c'è Salernitana Benevento e Catania Picerno, poteva essere una giornata particolarmente cruciale, ma ormai è inutile guardare a quello che poteva essere e non è stato, guardiamo quello che è. Oggi a 4 giornate alla fine della stagione regolare c'è un secondo posto, possiamo dire blindato, perché 8 punti indipendentemente da quello che si dice sul Trapani, possibilità che possa essere escluso il 31, domani, ammesso e non concesso, ma ci auguriamo ovviamente di no per il Trapani, cambierebbe ben poco, perché il Catania è vero scarterebbe 4 punti, la Salernitana e il Cosenza ne scarterebbero 1, ma ricordiamoci che avrebbero dovuto giocare contro il Trapani in questo finale di stagione, quindi ammesso e non concesso che il divario si riduca tra Catania, Salernitana e Cosenza, è anche vero che ci saranno 2 giornate in cui in una la Salernitana riposerà, il Catania gioca, nell'altra il Cosenza riposerà, il Catania gioca. Stiamo parlando sempre di ipotesi. Assolutamente, però dico anche per parlare di cose che sentiamo e cerchiamo di elaborare, è indubbio che comunque la vittoria di ieri in concomitanza alla sconfitta della Salernitana e al pareggio del Cosenza ha di fatto blindato il secondo posto, e questo indipendentemente, Angelo, credo che sia un fatto importante, perché
i giocatori, esonero, nuovo allenatore, classifica che si accorcia, quindi sentire anche il fiato sul collo delle inseguitrici, aver avuto ieri questa combinazione di risultati abbinata alla vittoria ovviamente sul campo di Latina, secondo me darà dei benefici importanti da un punto di vista mentale, sia alla squadra ma anche all'allenatore, sul quale io penso di poter dire che è un allenatore con delle idee. Questo credo che emerga dalla conduzione di gara di queste prime due partite. È un allenatore che non resta fermo sulle decisioni di inizio gara, non è un allenatore che fa sostituzione ruolo per ruolo, ma è un allenatore che con i cambi sistema anche in maniera diversa la squadra in campo. Il brano di partita dal terzo minuto al 24esimo minuto di Latina della ripresa credo che sia uno degli scampoli di gioco migliori che abbiamo visto nella più recente versione esterna del Catania. Una squadra con la difesa alta, con un recupero palla veloce e con proprio la mente sempre rivolta all'offesa, all'attacco. E questo credo che sia il punto su cui Viali guarda con maggiore attenzione in attesa di recuperare ovviamente le alternative in attacco che in questo momento gli mancano. Ha dovuto giocare con Lunetta, Falso 9 e Caturani in panchina perché lui stesso poi ha detto ai nostri microfoni nel post partita non avevo delle soluzioni. Quindi in questo momento di emergenza dove si attende il rientro di Forte e di Rolfini è chiaro che deve fare anche i cosiddetti conti della serva. Quindi bene diciamo quella che è l'idea, bene che Bruzzaniti si sia sbloccato, che senta la fiducia, questa titolarità di maglia sicuramente gli ha fatto bene, 2 gol in 2 partite, bene che Cicerelli metta minuti su minuti, perché è un giocatore che fa la differenza, lo può fare sicuramente in questo finale di stagione, ma soprattutto ai playoff. Il vero problema, ripeto, è quello delle alternative in attacco che in questo momento mancano a Viali e sulle quali secondo me lui vorrà costruire il progetto definitivo del modo di attaccare del Catania. Allora, vediamo uno dei protagonisti in qualche modo ritrovati di questo Catania, che è Riccardo Cargnelutti, che a Latina ha giocato uno scampolo di gara dopo un bel po' di tempo. Non penso che siamo sicuramente una squadra propositiva che vuole gestire il pallino del gioco e provare a portare in rete il pallone. E ovviamente concedi qualche ripartenza in più, ma è data dal gioco, però ecco, cambia magari questa cosa. Sono 2 anni che ho giocato a 4, quindi sicuramente in quel ruolo mi trovo meglio, però io sono a disposizione della squadra, sono a disposizione del mister e dove reputa più giusto farmi giocare io ci sono. Allora, sicuramente un protagonista ritrovato, dobbiamo fare un'osservazione. Messo in naftalina dal 31 gennaio. L'osservazione che vorrei fare oggi io, poi magari approfondiremo questa sera, un Catania che probabilmente, come dici tu, è più propositivo, ma assume molti più rischi. A Latina ha rischiato Angelo, di essere raggiunto proprio nel finale, così come era stato con la partita in casa della settimana scorsa. Angelo, se vuoi rischiare cercando di fare un gol in più dell'avversario, è altrettanto vero che concedi qualcosa in più, ma è una questione di coraggio, l'ottimizzazione di questo coraggio, elevando al massimo le tue peculiarità e cercando di ridurre al minimo le qualità degli avversari. Questa vittoria ha un peso specifico importante, ripeto, perché può dare delle nuove certezze a un gruppo di lavoro nuovo, di un gruppo che si sta conoscendo e che dalle vittorie chiaramente può soltanto avere un'iniezione di fiducia per quello che è il percorso che attende la squadra in queste ultime 4 giornate della stagione regolare e poi dopo la lunga pausa con i playoff. Quindi i rischi sono ovviamente insiti nella scelta di voler fare un gol in più dell'avversario e non necessariamente non subirne per poi eventualmente farne uno. C'è proprio una filosofia completamente diversa. Modo di intendere
Sì. il gioco del calcio. E proprio Riccardo Carnierutti Sì, è il abbiamo top del match. sì, abbiamo ritenuto anche di dare un tributo a questo ragazzo che almeno per quelle che sono le stagioni di riferimento che abbiamo potuto seguire a distanza è un difensore centrale di assoluto valore per la categoria. Ha un gran fisico, 1,90 m, possente. Aveva messo a referto 21 presenze col Crotone prima dell'approdo a Catania e con la maglia della squadra calabra aveva fatto già un gol e 2 assist. A Catania 2 sole presenze, una sabato, e la precedente, l'unica, risaliva appunto al 31 gennaio in quella sciagurata gara di Potenza contro il Sorrento, ma da lì in poi lo avevamo perso dai radar e quindi merito anche a Viali di aver ritenuto che anziché Pieraccini al posto di Gherardi entrasse appunto Carnielutti per dargli insomma minutaggio, per coinvolgerlo nel progetto, così come ha fatto con Di Noi escludendo Quaini, così come ha fatto con Celli escludendo Donnarumma. C'è un allenatore che evidentemente fa le sue valutazioni e poi decide senza magari guardare troppo quello che è stato l'escursus delle giornate precedenti. Valuta la settimana di lavoro e decide, quindi merito a Viali anche per questa volontà di non restare fermo su certe situazioni che avevano un po' rallentato la corsa del Catania appunto nella fase del giro di ritorno che abbiamo esaminato a inizio trasmissione. Allora Alessandro, stasera avremo ampio spazio per parlare di Catania, abbiamo delle analisi che riguardano sia la nuova squadra ma anche quelle che sono, diciamo, i confronti con quelle che sono le immediate inseguitrici dello stesso Catania, ma cercheremo di capire. E anche una statistica particolare sui gol del Catania, sui marcatori, diciamo, perché è poi quello il punto che secondo me può fare definitivamente decollare la navicella rossa-azzurra in vista dei playoff. C'è un punto specifico che analizzeremo stasera. Allora, ci sarà tempo, avremo occasione per parlare di Catania ampiamente durante Corner, 20:45, un'ora e mezza tutta dedicata alla formazione rossa-azzurra che sta preparando questa sfida un pochettino particolare. Anomala. Anomala, certamente. Ma un po' per tutto il calcio professionistico. Anche perché sono 3 partite, una si gioca all'ora di pranzo addirittura. Il giorno di Pasquetta alle 14:30, insomma. È qualcosa di assolutamente inusuale. Anche perché devi metterti nei panni degli sportivi, no? Ma le famiglie, c'è anche una sorta di una violazione di quello che dovrebbe essere un momento da vivere in famiglia, una ricorrenza religiosa importante, però ci sono delle logiche che attraversano assolutamente questi parametri di valutazione. Quello che mi fa specie, Angelo, è che l'Asso Calciatori, per esempio, ha accettato supinamente questa decisione, che invece dovrebbe essere l'organo rappresentativo della categoria di calciatori, e contestare questa decisione che assolutamente non condivido. Bene, allora parleremo anche di questo, dai, questa sera a Corner. Ci fermiamo qui per il momento, una breve sosta, poi andremo a Palermo e poi torneremo ancora a parlare di Serie C con Trapani e con Siracusa. Di nuovo insieme ad Anteprima Corner, come anticipato. Adesso andiamo a Palermo, c'è Marco Gullà. Buon pomeriggio Marco. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti. Marco, allora, settimana di riposo, fra virgolette chiaramente, per il Palermo. Ha riposato il campionato di Serie B, così come anche il campionato di Serie A, ci sono gli impegni delle nazionali e quindi si è concesso questa sosta. Una sosta durante la quale, immaginiamo, il Palermo ha cercato di recuperare energie non solo fisiche, perché adesso ci sono 6 partite importantissime, servono energie importanti anche da un punto di vista mentale, perché sono una sorta di 6 finali, si vuole centrare l'obiettivo della promozione diretta. Sì Angelo, tra l'altro insomma più volte Inzaghi, ma anche i giocatori che sono intervenuti in conferenza stampa, in sala stampa,
hanno appunto etichettato queste ultime 6 partite appunto come 6 finali, è il classico insomma mantra che le squadre ovviamente lanciano in attesa poi ovviamente del rush finale, ed è proprio così. Palermo ha ricaricato le pile, ovvio che insomma la sosta probabilmente è arrivata anche nel momento giusto, quindi dopo una vittoria conquistata in extremis e soprattutto dopo alcuni risultati che hanno nuovamente permesso al Palermo a 4 punti dalla promozione diretta, 4 punti dal Monza e dal Frosinone, o meglio dal Frosinone e dal Monza, perché in questo momento il Frosinone è secondo. 4 punti non sono tantissimi, meno pochi, perché comunque mancano 6 partite e soprattutto il trend delle due squadre è stato un trend decisamente positivo, quindi tutto lascia pensare che in questo momento il Palermo sa rimanere fuori dalla corsa a promozione. Però il calcio è bello perché è vario, perché tutto è possibile, e tutto è possibile anche nel giorno di Pasqua, ovvero la prossima gara che il Palermo giocherà. Stiamo vedendo anche la classifica. Palermo giocherà nel giorno di Pasqua per la prima volta, quindi a Pasqua il Palermo sarà impegnato alle 19:30 contro l'Avellino. L'altra notizia è che il Palermo giocherà dopo il Frosinone, quindi affronterà alle 17:15 il Padova, poi ci sarà Palermo-Avellino. Questo è un altro elemento abbastanza importante, significativo. Perché? Perché il Palermo scenderà in campo dopo aver appreso del risultato del Frosinone, che in questo momento è la vera antagonista dei rosanero, visto che si trova lì al secondo posto. Tutto insomma lascia presagire che sarà una Pasqua scoppiettante a livello di emozioni, perché più passa il tempo, più passano le partite, più insomma le gare iniziano a diventare assolutamente importanti e molto pesanti. Quindi io credo che comunque nei prossimi 180 minuti il Palermo capirà cosa vorrà fare da grande, perché ci sarà la partita di Pasqua con l'Avellino, poi giorno 10, quindi dopo 5 giorni, venerdì sera, Palermo giocherà sul campo del Frosinone, e in quel momento quella sarà la partita più importante della stagione. Quindi 180 minuti per capire davvero se questo Palermo può ambire alla promozione diretta o deve accontentarsi tra virgolette dei playoff. Marco, proprio sulla prossima partita mi concentrerei per i prossimi 2 minuti, questo è il tempo che abbiamo a disposizione. Ci sono delle vecchie conoscenze anche del Palermo nell'Avellino, un Avellino che in ogni caso certamente da neopromossa proverà a creare dei problemi alla squadra di Inzaghi, quindi è una partita da attenzionare, da guardare, da preparare bene e poi da giocare ancora meglio. Guarda, storicamente l'Avellino è sempre stato un avversario abbastanza temibile per il Palermo. Penso anche alla gara d'andata in cui il Palermo era in vantaggio e alla fine arrivò questo 3-3 su una rovesciata volante. Insomma, è sempre stato un Avellino, non dico una bestia nera, però un avversario abbastanza rognoso per il Palermo. Ricordo una volta un gol di Stroppa da centrocampo con la maglia dell'Avellino, insomma, quindi è davvero una squadra abbastanza temibile per il Palermo. Certo, se i rosanero vorranno, Angelo, ambire alla promozione diretta, non devono temere questo Avellino, anche perché gli irpini, possiamo anche rivedere la classifica, hanno insomma una posizione abbastanza, in questo momento sembra serena. Certo, possono ancora ambire addirittura ai playoff, devono guardarsi anche alle spalle, perché insomma la zona playout poi non è che sia così distantissima, però insomma posizione centrale di classifica, quindi insomma cercheranno ovviamente di fare il risultato, è ovvio, è che verranno a Palermo per mangiare l'uovo di Pasqua o il pane con la milza, quindi sicuramente faranno la loro gara, però il Palermo deve necessariamente vincere, anche perché al di là di come finirà Frosinone-Padova, poi dopo 5 giorni affronterà proprio il Frosinone. Ci sono delle buone notizie che arrivano anche dagli impegni delle nazionali, perché poi Ampala ha segnato anche con la sua Finlandia contro la Nuova Zelanda. Beresischi non ha giocato la prima gara della Polonia nei playoff, vedremo se sarà poi impegnato domani, quindi insomma Joronen è stato impegnato invece con la Finlandia, quindi comunque i giocatori hanno certamente calibrato un po' le forze in vista poi di questo rush finale. Torneranno a disposizione tutti, quindi il Palermo e Inzaghi soprattutto avranno
giocatori, ha comunque tutto il gruppo a disposizione, ma ti dico già ora, che siamo già lunedì, ma ti dico già ora che verosimilmente andrà con gli stessi 11 delle ultime partite, perché Inzaghi vede soltanto tra gli 11 e i 13 titolari, non di più. Vabbè, si è fatta, diciamo, la sua squadra, la sua formazione, su quella chiaramente punta, È quella. punta il tecnico del Palermo. Grazie Marco per essere stato con noi. Noi per Anteprima Grazie a te, Corner ci rivediamo non lunedì prossimo, perché ci sarà diretta stadio, saremo impegnati in questa fascia oraria del pomeriggio per seguire la partita in casa del Catania con la ZP Cerno, ma Anteprima Corner torna martedì della prossima settimana. Grazie, buon lavoro. Ci saremo. Grazie Marco. Allora ci fermiamo, breve sosta e poi poi Trapani e Siracusa. Ci siamo, eccoci con Anteprima Corner. Allora, Franco Cammarasana, Trapani, buon pomeriggio a te Franco. Buon pomeriggio, pomeriggio. Grazie Angelo. anche a Marco Petrolito. Buon pomeriggio. Allora, diciamo subito che la giornata di ieri non è stata la giornata giusta né per il Trapani né per il Siracusa. 2 sconfitte in terra di Puglia, entrambe per 1-0, 2 sconfitte che pregiudicano la situazione in classifica, soprattutto per il Siracusa. Il Trapani forse ha ancora qualche margine sul campo per poter fare qualcosa, ma, e comincio proprio dal Trapani, sulla squadra di Aronica, che fra un attimo sentiremo, pende una spada di Damocle, direi di quelle a rischio, a grande rischio. Allora, Assolutamente sì. prima di addentrarci in ragionamenti, sentiamo Aronica sulla partita e poi facciamo i nostri ragionamenti su quello che può succedere. Bisognerà metabolizzare al massimo questa sconfitta, perché è uno scontro diretto, una partita nella quale puntavamo tanto, eravamo venuti a Foggia per giocarcela come i ragazzi hanno fatto, sotto il profilo dell'impegno, sotto il profilo della concentrazione. Chiaramente c'è grande rammarico per aver subito il gol che poi ha incanalato la vittoria verso Foggia, e chiaramente potevamo fare molto meglio. Riguardo le situazioni extracalcistiche, ripeto, non dipende da noi, attendiamo quello che succederà domani, dopodomani, ma siamo stati sempre sul pezzo, isolando la squadra, isolando i ragazzi, cercando di pensare a quello che erano le vicende di campo piuttosto che a quelle extracalcistiche, che chiaramente sono state tante, notevoli, ecco, con una cadenza magari dettagliata. Allora, questo quanto ha detto ieri nel post gara Salvatore Aronica, che è cosciente del momento difficilissimo che la sua squadra sta vivendo. Se dalla regia ci possono fare vedere la grafica della classifica, così con Franco Cammarasana possiamo andare anche, non dico a ragionare perché c'è poco da ragionare, cioè il Trapani è terzultimo, 27 punti in questo momento. Certamente adesso il Foggia si è portato a un solo punto dal Trapani e quindi diciamo che la situazione è davvero complicata, complessa. Assolutamente sì. Tra l'altro al termine di una partita inguardabile, guarda, lo stesso Aronica ha detto poco fa in conferenza stampa che avete trasmesso, potevamo fare molto meglio. Poteva il Trapani fare molto ma molto meglio, perché ieri ha dimostrato proprio attualmente di non essere assolutamente in condizione di poter affrontare una squadra come il Foggia, che ha anche ieri confermato tutti i suoi problemi. D'altro canto era da 11 giornate che non vinceva una partita, è arrivato il Trapani e così. Però volevo fare una riflessione, Franco, la mia riflessione è che se il Trapani ha una chance sul campo, attenzione, di poter magari sì salvarsi attraverso i play-out, fuori diciamo extracampo la situazione è abbastanza complessa, abbastanza complicata. E allora, domani c'è una giornata probabilmente decisiva. Ma intanto anche oggi la Sport Invest è stata impegnata su 2 fronti per quanto riguarda gli organi di giustizia sportiva. Intanto è attesa per oggi pomeriggio la sentenza della Corte Federale di Appello verso il deferimento relativo alle scadenze del 16 dicembre. Il Tribunale Federale allora penalizzò il Trapani di ulteriori 5 punti, la Procura Federale però si è appellata ritenendo che
questa sanzione non era assolutamente adeguato, aveva chiesto anche l'esclusione allora del Trapani dal campionato. Oggi ne sapremo qualche cosa di più, e invece domani il Tribunale federale esaminerà il deferimento relativo alle scadenze del 16 febbraio. Se dovesse decidere di penalizzare ulteriormente il Trapani in classifica, potrebbe anche in questo caso inserirsi di nuovo la Procura federale e chiedere l'estromissione del Trapani dal campionato. Ma ripeto, vedremo un pochino cosa deciderà oggi la Corte d'Appello federale, probabilmente rinvierà tutto a domani. Poi volevo fare un'altra cosa per quanto riguarda sempre la Sport Invest, che è la società che gestisce entrambe le squadre che fanno capo al presidente Antonini. Oggi pomeriggio c'è una riunione, è prevista una riunione del collegio di garanzia del CONIA verso il ricorso della Trapani Shark per quanto riguarda l'esclusione del campionato di Serie A, ma anche per quanto concerne il blocco del mercato e la penalizzazione che per la Trapani Shark il 24 di novembre è la data da cui cominciò praticamente il periodo bruttissimo, poi che portò all'esclusione della squadra del campionato. Ripeto, su più fronte, tra oggi e domani sapremo quale sarà il destino del Trapani. Io penso che un'altra stangata quantomeno in classifica arriverà. Bene, grazie a Franco Cammarasana, ci aggiornerà intanto se ci dovessero essere degli aggiornamenti a parte dalla Corte federale nella giornata di oggi. Molto bene, grazie Franco, bene si fa per dire. Adesso andiamo a Siracusa, Marco Petrolito. Se a Trapani insomma piove sul bagnato, a Siracusa la situazione è complessa soprattutto dentro e fuori dal campo, così come anche a Trapani, però questa penalizzazione -5 ha fatto scivolare la squadra, ultima in classifica, e probabilmente si è sentito da un punto di vista psicologico questo contraccolpo. Sì, Angelo, ti rinnovo i miei saluti qui da Siracusa. Si vivono delle ore frenetiche, delle giornate più che mai intense e decisive, anche oggi e domani per il Siracusa. Vista ormai l'imminente cessione della società, io partirei da qui che, stando ai segnali che arrivano, dovrebbe essere perfezionata a breve e messa nero su bianco dopo gli incontri tra l'imprenditore Lino Licona e il presidente Alessandro Ricci, il quale sembrerebbe pronto a lasciare alla cordata di imprenditori che hanno messo sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro per rilevare la società e concludere la stagione senza ulteriori scossoni, dopo le 2 penalizzazioni per un totale di 11 punti, l'ultima, quella che hai detto, è stata proprio di 5 punti, che hanno relegato la squadra all'ultimo posto in classifica. La trattativa, come ti dicevo, sembra essere addirittura d'arrivo. Si attende, ecco, l'esito dell'incontro che è in corso proprio in questi minuti tra le parti in Romania, e domani, se tutto dovesse andare per il meglio, si sceglieranno anche gli ultimi nodi legati alla fideiussione che è stata presentata a inizio stagione, e potrebbe essere il giorno della fumata bianca con l'imprenditore Licona, che è atteso in città per quello che almeno al momento appare, ecco, come una trattativa addirittura d'arrivo. Ieri intanto per i Leoni è arrivata una bruciante... Sì, dimmi pure. Sì, se no dico, aspettiamo di avere tue notizie magari durante i nostri telegiornali. Sì. Sì, per quanto riguarda invece, dicevo, la partita di ieri, è arrivata una bruciante sconfitta, direi meritata, sconfitta che complicano un poco i piani per provare quantomeno ad arrivare a giocarsi i play-out. Per farlo, infatti, a 4 giornate dal termine serviranno almeno 2 vittorie, e che potrebbero anche non bastare, nella speranza anche che anche le squadre che precedono gli azzurri, prima su tutto il Picerno, che potrebbe essere l'avversaria ai play-out qualora il Siracusa riuscisse appunto a raggiungerli, non facciano punti. Tra l'altro Picerno è proprio la prossima avversaria del Catania. Sarà fondamentale per la formazione di Marco Dorati battere sabato prossimo l'Atalanta Under 23 e poi sperare. Ieri, come dicevo, ad Altamura la squadra si è espressa abbastanza bene, ha giocato una partita propositiva, ha sprecato almeno 3 occasioni nettissime che avrebbero potuto regalare almeno un pareggio, risultato che per il Siracusa sarebbe stato appunto meritato per quanto si è visto. Per il resto, Angelo, che dire, attendiamo delle comunicazioni da parte della società e della nuova cordata sul discorso cessione. Vedremo se tale vicenda, che finora ha caratterizzato in negativo questa tribolata stagione, possa avere la conclusione che quantomeno si augurano i tifosi. Ecco. Prima di salutarti, abbiamo un minuto. Quali sono i segnali che arrivano dalla tifoseria, il feedback che si ha in città rispetto e al cambio di società, ma anche alla situazione in questo momento in campionato?
Guarda, per quanto riguarda il discorso squadra e sostegno, si tratta di un amore e sostegno incondizionato da parte del pubblico nei confronti della formazione di Marco Turati, che viene quotidianamente seguita dai tifosi che la incoraggiano, la esortano a fare bene, a concludere nel migliore dei modi questa stagione. Quindi ecco, c'è un totale connubio tra tifosi e squadra che sicuramente durerà fino a fine della stagione, a prescindere da quelle che saranno le vicende extracampo. Per quanto invece concerne il rapporto con la società, diciamo, pare abbastanza chiaro come si sia inclinato già da tempo. Il presidente Ricci, con le contestazioni sono state continue e molto dure, quindi adesso la tifoseria organizzata non attende altro che questo passaggio di proprietà per chiudere questo capitolo e anche se molti vedono, ecco, la Serie D come il mare minore, si spera che si possa comunque riuscire ad onorare questo campionato fino alla fine, e fin quando la matematica appunto consente di sperare, si cercherà di fare il possibile sia dal punto di vista della squadra sia dal punto di vista del pubblico che la segue, per comunque concludere nel migliore dei modi questa annata molto difficile, diciamo così. Grazie allora a Marco Petrolito, anche a te chiedo gli aggiornamenti chiaramente nei nostri telegiornali in caso ci dovessero essere, così come ho fatto per Franco Cammarasana, aggiornamenti. Ci fermiamo qui con Anteprima Corner, l'appuntamento è alle 20:45 con Corner. Vi lascio adesso ai programmi della rete.